Care amiche e amici, siamo arrivati alla fine di questo 2024 ricco di accadimenti, non tutti piacevoli purtroppo. Un anno di importanti sfide. Le conseguenze delle catastrofi naturali, causate anche dai cambiamenti climatici, continuano a colpirci duramente. Abbiamo visto inondazioni devastanti sia in Italia che in Spagna, incendi senza precedenti e fenomeni estremi che ormai non possiamo più considerare come delle eccezioni. A questo si aggiungono le crisi sociali ed economiche accumulate negli anni passati. Penso alla difficoltà di molte famiglie nel trovare una casa dignitosa, alla precarietà del lavoro per i giovani e meno giovani, ai femminicidi e alla violenza di genere che ferisce ogni giorno la nostra comunità. Penso anche al sistema sanitario che non riesce a garantire servizi di qualità a tutti e alle sfide della transizione verde per una competitività sostenibile. In questo quadro non possiamo dimenticare le guerre devastanti che stanno sconvolgendo la vita di milioni di persone, con il loro pesante costo umano e sociale. Dall'Ucraina agli oltre 45.000 morti a Gaza, passando per scenari più dimenticati ma altrettanto violenti, come il Sudan o la Siria. Ma il 2024 è stato anche l'anno delle elezioni europee, in cui avete rinnovato la fiducia nei miei confronti, con le vostre 83.000 preferenze. Credo fermamente che l'Unione Europea possa fare e debba fare di più. L'equilibrio di forze politiche in cui ci troviamo a lavorare non è certo dei più edificanti, considerando il linguaggio violento, ideologico delle destre. Eppure questo è il momento di agire. Questi saranno gli anni in cui dovremo dimostrare che l'Unione Europea può essere un attore determinante. Abbiamo bisogno di risposte forti e immediate, di politiche che non lasciino indietro nessuno e di una visione chiara per il futuro delle nuove generazioni. Il mio impegno personale è sempre quello di lavorare in questa direzione, mettendo al centro le persone. Dobbiamo costruire insieme un'Europa più giusta, più umana e capace di dare risposte e di rassicurare quel sentimento di incertezza così diffuso. Vi auguro di cuore buone feste, che queste giornate possano essere un momento di pace e di serenità con le vostre famiglie e i vostri cari.